Marina Montedoro, oggi una tappa del Giro d'Italia che passa per Ca' Poggio e per le colline UNESCO, ancora valorizzazione del territorio. Sì, assolutamente, per noi il Giro d'Italia ormai è imprescindibile, è un must, e soprattutto il passaggio da questo straordinario muro di Ca' Poggio. Noi dobbiamo ringraziare tutti coloro i quali rendono queste colline così speciali, e in questo caso la famiglia Stocco, perché il passaggio per l'8ª volta del Giro d'Italia da questo muro è la dimostrazione che, facendo sinergia con le persone che lo vivono questo territorio, noi riusciamo a valorizzarlo come siamo riusciti a fare in questi anni. Ecco, oggi importante anche una donazione alla famiglia di Sammy Basso. Sì, noi ci tenevamo in modo particolare, la famiglia Stocco è legata a Sammy, lo siamo anche noi come associazione, perché in Sammy noi abbiamo trovato quelli che sono i valori che condividiamo anche come UNESCO, per cui ricordarlo oggi è importantissimo, perché Sammy era un frequentatore assiduo di questo muro, soprattutto durante il Giro d'Italia, e ci fa piacere poter contribuire, perché fare del bene è un modo proprio per raccontare anche che cosa sono i veneti in questo territorio.